Siamo con Albert Gardin, presidente del governo veneto, per parlare di un'iniziativa clamorosa, quella di istituire una nuova moneta, una moneta evidentemente concorrente in qualche modo rispetto all'euro, una moneta che si richiama alla Repubblica di Venezia, però porta un nome nuovo, insomma, quello di San Marco, mentre se non vado errato il nome della divisa veneziana era appunto il Ducato, no? Quello della Serenissima. Invece qui abbiamo il San Marco, che verrà presentato proprio alla vigilia della festa patronale, quindi il 24 di aprile. Cerchiamo di capire però alcune anticipazioni. Anzitutto, questa iniziativa che cos'è? Una provocazione? Assolutamente no, noi stiamo lavorando per ricostituire la Repubblica Veneta, darne una continuità. La Repubblica ha bisogno di una moneta, noi dobbiamo fare i passi per avere una politica monetaria. Questi sono i primi passi. Oggi anche gli stati nazionali non hanno in gran parte una propria moneta perché si sono affidati all'euro, hanno rinunciato alla propria sovranità monetaria. Quindi questo è anche un tentativo di rivendicare una sovranità rispetto anche all'Europa? Assolutamente sì, abbiamo altri esempi interessanti in Europa, la Svizzera che ha una sua moneta. Per avere sovranità come noi rivendichiamo, perché ci è stata fregata da 2 secoli, abbiamo bisogno di una nostra moneta e non dell'euro. Quanto varrà il San Marco? Per ora, per rendere la cosa intelligibile, abbiamo prospettato che valga un San Marco €1, anche se devo dire che il San Marco parte già più forte dell'euro. E perché? Perché ha come fondamenta il mito di Venezia, il mito della Repubblica amata dalle persone di tutto il mondo, mentre l'Europa, l'America, le organizzazioni internazionali non godono di altrettanto prestigio. Questo dà una forza alla moneta, prima di tutto. Secondo, perché è stata realizzata da artisti importanti, artisti veneti importanti come Glauco Benito Tiozzo o Giancaterino. Possiamo già anticipare, insomma, il disegno che vedremo sulla moneta? Il disegno che c'è sulla moneta non possiamo anticiparlo, comunque compare il leone di San Marco e sul retro il classico disegno che caratterizzava le monete veneziane, l'Evangelista San Marco che affida la croce al doge inginocchiato davanti a lui, per rappresentare la sottomissione dello Stato Veneto, della Repubblica Veneta, alla religione. Il San Marco non sarà disponibile soltanto nei territori veneti, ovviamente chiunque nel mondo potrebbe anche per interesse numismatico acquistarlo, ma come si può comprarlo? Beh, ne prevediamo sicuramente un successo da questo punto di vista, perché è una novità, è bello, circolerà in tutto il mondo per forza, faremo i primi passi adesso, non sappiamo bene ancora come saranno i passi successivi, ma intanto incominciamo questo iter. Qual è la domanda? No, quanto costerà? Chi vorrà comprare il San Marco? Cosa dovrà pagare in euro, in dollari? Inizialmente risolviamo il problema con le donazioni. Il governo veneto, che ha bisogno di finanziamenti, offrirà il San Marco, darà il San Marco in cambio di donazioni in euro. Riceviamo 1.000 euro, daremo 1.000 San Marco. Questo si può pensare appunto che sia soltanto uno strumento per il finanziamento del governo veneto. Sicuramente lo è, come tutte le politiche monetarie. Comunque non è solo per questo, perché diventerà un oggetto ambito e avrà forse la stessa funzione inizialmente che ha avuto il gettone telefonico SIP, no? Avendo una equivalenza 1 a 1, probabilmente molti andranno a prendere il caffè con un San Marco.